Ti sei circondato! Nazareti, ti sei circondato! Abbiamo le armi in mano! Nuove forze! Cominciare a tirar su le manichette e darvi da fare. Avete capito? Qua adesso non si scherza più, che avete a che fare con le bestie più cattive che sia al mondo. E le mamme! Le mamme sono bestie quando toccate i loro figli. Avete capito? Guai a voi chi tocca i nostri figli. Alcune indicazioni pratiche. Partiremo tra 15 minuti perché stanno arrivando molte persone da fuori provincia. Il traffico purtroppo non è stato gestito nel migliore dei modi. I nostri figli sono dei filtri umani di FAS. Una volta che li abbiamo assunti, che loro li hanno assunti questi FAS, rimangono in circolo. Può aumentare la probabilità dell'insorgere di patologie di diversa gravità, sia a breve che a lungo termine. Noi queste sostanze non le vogliamo più bere! Non c'è informazione, è assolutamente incomprensibile che si raccontino frottole ai cittadini e dall'altra parte non si faccia niente. Siete tantissimi a chiedere un diritto minimo essenziale, quello che è acqua pulita e non contaminata, che spetta a chiunque cittadino che vive su questo pianeta. Quindi fatevi sentire, portate i fiori e via le sostanze inquinanti. Per quanto riguarda Legambiente, che in questa giornata, in questo periodo rilancia il movimento dei cittadini in nome del popolo inquinato, perché non ne possiamo più e perché esiste oggi una legge, la legge sugli ecoreati, di cui chiediamo l'applicazione subito a partire dal sequestro dell'azienda. Davanti alle scale del comune di Trissino. Depositate i fiori davanti alle scale del comune di Trissino. Depositate i fiori sulle scale del comune di Trissino. Anche perché dite morite, state zitti o se no restate a casa del lavoro. Ed è una vergogna che questi siano dei temi e dovrebbero pagare. E questo non va. Questa discussione rischiando un sequestro o una chiusura che lascerebbe impuniti. O di qualcun altro, facciamoci sentire. Chi non salta un nardone, Chi non salta un nardone,